La regione più turistica d'Italia continua ad allargare, insomma, la sua offerta, lo fa anche promuovendo il suo turismo sportivo attraverso le sue maratone che la rendono la regione che corre di più in Italia. Beh sì, oltre ad essere la regione più turistica d'Italia è anche la regione più sportiva d'Italia, anche se innestiamo non solo le maratone ma anche il cicloturismo per esempio. Ma in quel caso, nel caso delle maratone, noi abbiamo voluto creare una regia unica delle 4 maratone che abbiamo in Veneto: la Venice Marathon, la Treviso Marathon, la Verona Marathon e la Padova Marathon, di fatto perché è la maratona del Santo. Queste 4 maratone assieme oggi vanno nel mercato unite e quindi vengono fatte in un periodo dell'anno, diciamo, ognuna con un proprio spazio dedicato, quindi evitando sovrapposizioni, creando una regia unica regionale. Dobbiamo tenere presente che lo sport e le maratone muovono circa il 10% dei turisti nazionali, quindi italiani che vengono in Veneto, e anche stranieri, un altro 10% di persone che vengono qui per fare le maratone. Quindi voi capite che il volano dal punto di vista economico è importante, stiamo parlando di circa 6,3 miliardi di introiti legati al mondo delle maratone. Quindi oggi qui a Expo vogliamo anche lanciare il sistema unico delle maratone venete. Lo sport è disciplina in cui il Veneto è regione leader a livello nazionale, sia per numero di praticanti sia per numero di associazioni e di volontariato. In particolare la maratona ha saputo creare un sistema integrato, il sistema delle maratone venete, che con Padova, Verona, Treviso e Venezia soprattutto realizza un progetto importantissimo con grandi capacità di attrattività sul nostro territorio e quindi capacità di ritorno positivo nel nostro territorio. Un ritorno sia in termini di presenze turistiche rispetto a tutto ciò che è l'indotto intorno al mondo dello sport e della maratona in particolare, e che anche è una grande propensione nella conoscenza, nella visitazione di quelle che sono le nostre realtà turistiche, culturali e di offerta gastronomica.